Saluti a totus, ben agattaus e ben torraus a Rezettas Antigas. Oggi seus in su sartu de Mamuiada in Bravaja e seus in pari con bore e mele e moi andaus a conosci is Rezettas Antigas suas. Non si da verdade. Saluti a totus, ben agattaus e ben torraus a Rezettas Antigas. Seus ancora in Mamuiada, inzandus seus in Bravaja e seus ancora in pari con bore e mele. Saluti Bore. Saluto a voi. Tapariti. Bene, voi. Tutto a posto. Inzandu sa prima ricetta che esti con ita incarreraus. Abbiamo una presuletta di canzone. Anda bene. Gli ingredienti principali esti subino un nieddu de mamuiada che Pietro Mereu è andato a pigai a scantinas a Soddu e che in prusu proprio Osvaldo Soddu sa da ricciu in noi e seus traballandi e girendi a intro dei apposentus de sa cantina. Osvaldo, tanto contasino pago come nasce questa passione con suino, vabbè, ma Mamuiada è una idda votata a suino de meta, però negli ultimi 20 anni è cambiata a meta, poi poi Mamuiada da conosciuti per in tutto il mondo per questa questione del subino. Come nasce questa passione che tieni dei picciocchelli, perché tu fai avere un altro traballo? Tanto ego ho cominciato quasi per caso. Eravamo in noi, tenevamo un terrenetto, io e babbo, vedo una pinza pezza di 80 anni. E eravamo, e ego, questa pinza non la potevo vedere, mi mandavano a noi a sermentare, a travallare. Tenevo 2 anni e non, insomma, la odiavo. Dopo 10 anni ci dovevamo zecchimbe e babbo, noi si divideva una paglietta a cada izzo, siamo 8 izzos. E in cui la prima cosa pensavo che 2020, però era botta su panzos. E in cui non in Italia, cada volta volevo una ida che a riserva, a cansavo e ho posto una ghirata di pinza a 1060 vite. E non io manco ti volevo andare, non io volevo un tutore alla mantenerrizza, e a bella bello comunque, solo lì uno mi cadare uscito e a poi cominciare a mandare innanzi su questa pinza. Allora cansavo, dopo il primo anno mi battevo che manta litro di vino, sto tu mantavano questo vino, hanno fatto una pattumeta e pruso, comunque su vino sia sempre una bella tassa di vino, in cui dopo 3 anni ho cansare e l'ho completato tutta la pinza di viuti. Ha fatto vini sfuso, vini su 2019 e in cui ho cominciato a mi appassionare del lupone di Sampulla. E dal 2019 ho cominciato a imbottigliare nel Ramos. Un po' mi ha fatto a parte di un'associazione de Vinzaresos, siamo in Mamuiada. Quanto sei in questa associazione? Siamo a fuori di 50 sozios, siamo a fuori di 20 cantinas. E naramos, questa associazione nasce per preservare il territorio, per rimanere sia da un vino autentico della vita, sia da la sia trattata in maniera più biologica, sia a base di zolfo e di rammene, in solo di vita, insomma, bisogna a regola e sono disciplinare e noi abbiamo imposto un po' per mantenere sul territorio intanto aumenteste e un po' in per tutelare questo vino. È un bel marchio, una cosa quando venni di una vita, lì si buffano Mamuiada, buffano un vino del territorio, insomma. Poi a Mamuiada, questa cosa interessante è che è una idea che sta crescendo di persone, ci sono metà giovani che sono da Raus de Voras e metà persone, metà famiglie, davanti sempre fatta. Tutti sono dentro la bingia in Mamuiada. Sì, in vita vada, nessi duentas cantinas familiares, tutti stanno nella vinza per consumare vino gaio, per si vendere uno zicco vino a servire da solo. Però ora il capitano è proprio una vita e non si sta spopolando, anzi, in grande, Vinaseo tenzo 2 izzos e non devono intendere, sono lo giovanetto, per verità, non devono intendere, come però... Come quando fusti giovani tu, perché per i due quando fusti giovani di andare in Saingia non ti interessa, no. E mo invece a scomprendi ma da giovane sì.
Medar zona si sono dedicando proprio a sa vinza, a sa campagna, insomma, vervina sviluppato del movimento a livello turistico, meda gente prima che era pezzi sul museo, della maschera, e per Mamuzzones, io invece si che si denne meda sopra di questo ambiente di Suvino, insomma. Però uno che arriva da Mamoiada, 20 anni fa, manca a Rebaiada, io mi subencio che a Rebaiada della Nusei, quando andai a Nuoro non ci fu sta strada nuova, passai al mese del Mamoiada, ci furono i zilleri e basta. Poi quando uno arriva da Mamoiada, ci sono ristoranti, cantina, museo, è cambiato tutto. Sì. E tanto come ti dubbi tu, prima di tutto, come ti dubbi sul futuro della cantina tua, ma sul futuro della Ida tua? Ma allora, la vita non è mai tornata a è sempre crescendo, è sempre migliorando. Aumentano le tue sono crescere le attività, adesso le zone non si vogliono andare, sono cose che hanno bisogno di tempo, magari va ad essere bisogno di 20 anni prima di arrivare a essere pronti a fermare, invece una continuità di turismo e possa mantenere tutte le attività, no, hanno venuto un turista che la sa dinare, mantenere una comunità di rissa, però a oggi è già un bello movimento, nel senso andiamo a una persona in osa a tornare a travallo e già abbiamo problemi a fare manodopera, quindi già per travallo, su per travallo vogliono arrivare già un po' di economia zero. Insomma. Certo. Che all'idippo di vino Vaisano, fai solamente vino rubio? O... No, io ho annonato vino rubio e ho piantato una vinza nuova e è una sametà di granazza, è sempre una autoctona, a bacca bianca, insomma, è una bianca e eravamo prima questa gasta di inalattavamo le vinza arbezzas e veniva da misturare tutto il vino, poi a fuori su 2 mezza, la prima scantina si è cominciata a imbottigliare, hanno provato a vinificare sola questa cosa, da tanto hanno veduto che sia da un bello vino, se travallava bello, a comincio non potevamo manco porre di granazza, grazie a Sazudo di un agronomo, da un vivaista che ci ha seguito, siamo resessiosi alla certificare in autoctona e quindi a oggi teniamo un vino bianco, la tene Mamoiada la teniamo a Orgosolo, lì a una salvida sicuro, capito? E comunque è una della zona, dai. Ma tu questa cosa di diversa cantina che tu narra che è una micetta, ma è una cantina a me da bella, cioè è bella proprio, rifinia, curata in ogni particolare vittichetto. Ma tu dove fai? Per passioni? O po' di No, allora ho queste pro passioni. È una cosa che è una soddisfazione che uno buffa da subito, complimenti perché ti hai fatto questo vino, questo è buono. Esatto, questa è me da soddisfazione, sì, sicuramente scuso, è un campo da teatro, quindi è proprio usato e mi lo ha dare questa passione. Se no, mi viene sacrificato. Ora dopo acabo di travallare, pensando a sero, me dar fine idas, mi devo occupare di viera, di viaggio, mi impegno a me, però mi aggrada, se no non la posso fare. Questa passione sul motore per un anno, su dinare andate bene, insomma. Ma i altri ingredienti, quali funti, Bore? Allora, noi abbiamo i pudda, poi vabbè uso, abbiamo un soffritto, poi vabbè poniamo su coso, sale, peperoncino e labro. Questi sono i suoi ingredienti. E questo sono i spartisi della frisciura? La spartisi è su oro, su prumone e su iato. Commenti deppesi incarrerà in Sandusu? Allora, se volete cominciamo, prima di solito su prumone e su oro, e teniamo bisogno di un po' di ottura e sono abituato a minuti. Poi questo pure un po' di grasso dentro di zanzone, comunque li lasciamo ali sta bene, quindi noi andiamo a seare tutto questo a minuti. In Sandusu, che in ricette antiche agattavo su vino, bollinai capo Mamoiada su vino è una cosa di fondamento, è una cosa di importanza. Sì, allora su vino in vita è comunque altro va sempre stato vinza, io intendo sormando, e comunque questo è un montone di... Noi va meda attività, meda scantina, e comunque... Quanto fonti scantina? Cantina, se non sbaglio, sono
a furia sarà 40 cantinas. Medas in bottiglia, poi questi i pezzi sfusi in bottiglia. E questa pure è una ricetta che quando si fa? E io Vai sta... tutto l'anno o quando... Si hai spesso comunque sul periodo del Natale o del Pasqua, i sanzone per occasione, e sa di magari di chiamare in sanzone, sa da un museo, ed è di solito magari sa anche è da un rosto, ed è uso tatalio, è sempre dato da coratella, o se non usa sapere sulle da Su trattaliu. tatalio lì non Tattaliu. è sempre dato in suo proprio scoso, però posti si spido, non fa lardo, Puro. e a tu il rosto, il guane in medallo o comunque della sardina, capito? Andiamo anche a ponere, e noi teniamo su prumone e su oro. Un paio di cipolla. Sempre un sapore bello forte a Savini. Sì. Ma i turisti siete avanti quando vinti... I sono turisti. Diciamo l'antapappai... Ottimamente un pago. No, allora, sono turisti a... Ieri a Sant'Antonio li si già sono estati da maniera di buffare, quindi ieri hanno preso predisposto a fare uso. Beh, ma poi in tutto questo mondo a Savini i sapori si punti forti, si cosa Poi- strana, sa. Certo, verso un museo di visitare, la sede delle Mamuzones. E vinta di te, sa vita, questo turismo, e sta appassionato a subino a essas cose, a queste cose, quindi tira da pure cantinas, aziende, capito? Teniamo per un bello turismo. E questo prato però da gatta sapore Sì, questo è un ristorante, per conto mio la sta passa bella tuttora. Eia. Questo là abbiamo un po' più grossetto, Questo qua è per all'estero. questo è più veloce. Sando, sai moi se secondi, questo è su Vigao. Su Iado, che l'acabbiamo di fare, e si cazzunga, e questo cotta di prosafo lo lasciamo un po' del manco, capito? È uscito che tenesi che l'incono artigiano bravo meta con notto, Sì. chi va a briccare, chi va di proprio i smascara sanareuso. Sì, artigiano viene da me, questo artigiano è proprio per traballo, e poi questo artigiano quello hanno una ramo pro hobbistica, pro passione, poi magari questo su classico mamuzzone e tendiso sia essa maschera pro iso, pro i parenti, basta gai, capito? No ha maschera pro vendere, una ramo, magari la pensi pro una ramo pro uso suo de iso, Ma non lo fare, no. No. Uso È un traballo preciso, Sì. è un'arte nareuso. e una ramo deve impegnare, deve andare a cogliere sallina. Sallina Caliesti, ponai. Allora, sallina si usa adesso su pirastro Pirastu, e poi su salino, salino. poi si usa pure terrallinas. E comunque questo è un traballo impegnativo, deve imparare, deve riuscire uno a trattare sallina e tutto, capito? Ma aggiungiamo giusto. E poniamo su un po' di peperoncino. Pago pipireddu. Poi la grada, però un po'. E più spago dell'altra ricetta. Sì, però, sì, ma pubblico. è manco. Allora, dobbiamo salare un altro po', che li possiamo spondere un po' di vino. Ah, un altro pago del vino puro. E beh, su vino un noso mi pare di non darci un geuso. Allora, da un po', che la acabamos de ore, li poniamo due sozzare di labro, che la acabamos de ore, e poi di lasciare salzare questo puro. Ok, magari aspettiamo una decina di minuti e poi la salsa. Anda Va bene? bene. Beh, Bore, ti punto Zeusu? Però conto mio, diciamo, dai, E portare poco di là andiamo a salzare. Capitano si narra sghinzo, tengo poco di sghinzo. Non arai sbosato. E noi teniamo una ramo su Tenzogana. Cusso. Comunque, ora sempre Ehi, usa est. Allora, andiamo su. Un po' è tutto. Su sapore però so manco da sembilla da Savini. Sì. Prego. Da stauso. Per non servire a segai. Questo pare su Vigao.
Su adesso un po' più grosso, adesso non è puro. E sono altri sono per minuto, da. Su binu pure ci si intende il suo sapore. Su saporetto. Senza bore usa cabau e moi. Ita si prepara, ita si devi preparare moi. Allora, l'altra ricetta è un uduro mammogliadino, su papassino Un neghetto. durci iniziando. E questo uduro è proprio classico di mammogliata. Andà bene, iniziando moi lo preparato. Una delle cose che appubiu in noi mammugliata è, la verità, non la conosciamo ai bene, però in questa puntata della ricetta antica sappo comprendio sa maniera che attento mammugliata desa capiare l'economia del subino, appo comprendio che a ogni famiglia fruso manco tenere una vincicetta in tre domo e sta puntata di oggi ho girata proprio in una cantina a manna e bella a meda de Osvaldo Soddu. Ponai tu Pietro, ittas comprendio, ittas biu o itta voris aggiungi a pizzo de questa cosa che ha ponato del noi. Secondo me mammogliata, Dio della Nusei, quando andai a Nucoro, mi penso che passai in mammogliata in 20 anni si è trasformata completamente. Con questa suino da di trasformata proprio sociologicamente sul luogo, poi la suina ha portato ricchezza, ha portato gente devora, ha portato gente che comunque è andata a picciocco di mammogliata che è andato in forza a studiare e tanto ha portato ricchezza a Saida. È una idea che, per esempio, mancai un ettaro di ingia, prima tu pagatai a 30.000 euro, ma non pagatai a meno di 100.000 euro, e tolinai, che costa, e poi le mammogliatine sono due in forza, poi tolin tabarrai, controllai su territorio in soro. Poi che non succede come succede in altri luoghi del mondo, nel Chianti o in zona di Montalcino, in Toscana, che mancai pure in terricco, poi tagurdo su fagliata suino, poi sta arrivato su fondo americano, su fondo francese, tantificava un milione e mezzo di euro per ettaro, sa ingia, però poi una volta che si funti ben di udotto, non tenete più nulla, e quello del Montalcino è avanti. Fanti il baristas, tenete l'albergo, ma quello non tenete più potere sul luogo in soro, perché si funti ben di udotto, quindi questa resistenza, vedi, questo orgoglio, questa identità, di questa idea, è determinando questa ricchezza, si deve integrare e da mantenere in soros. Una cosa che appo comprendio, e per me è interessante, tu hai scritto con Osvaldo Soddu, è che i produttori, insomma, i sbingiatteri, differentemente da su che si narra la porta di questa sardina che hanno arrennesciuto a si ponne in pari, a traballare in pari, appo comprendo invece che noi mammogliata appunto arrennesciuto a tenere un'associazione, de bingiatteri che pensano come ti stanno rendendo a l'economia dei bingiati e del subino della mammogliata. Sì, poi per allegando con Osvaldo, a poco comprendo, ma conosco per altra gente che fa il suo stesso traballo in mammogliata, attraverso suino e su creanta un'economia turistica. E questa cosa aiuta a tutta Saida e l'economia di Saida, Naraus. Tanto, Bore, è un'auga de più fai i spavassinus, o so spavassino sa mammogliatina. Gli ingredienti principali è sempre il subino dei scantina soddu de mammogliata, che in prusus sì. Arriccinti in questo bel apposento tenuto pure su voga a palasa. I altri ingredienti però, Bore, quali punti? Allora, gli ingredienti di questa ricetta sono questo genere di ammolato, questa harina antica genere di sardo. Poi questo su zucchero, un pezzo di sale, è sempre di vita, sapo passa, poi questo aranzo, questo sono piccole aranzo, un ramo sono pa mele, non ponen tutto, su queste piaghere, un ramo e basta, si impasta tutto, la sappa, di voglio narrare
a noi il vino, naramo su vino 8, questo è su mustio 8, sa isina, e vuole una lavorazione meda particolare, di solito in sa semina, quindi si può dire su mustio buono, si pone sa isina e poi si lascia budine e inizia a affinare, comunque magari dai che mata litro di mustio e si tendis o chi imbe litro di zappa, o normalmente bene sardose, comunque vuole traballo un meda, capito? E nulla, si vuole se possiamo per ricominciare. Sì, poi vabbè, noi abbiamo un altro pago del Nugi, è sempre Simbula Brusfini, poi a possibile uso vediamo dopo, queste prove a acabare su... Va bene, intanto un po' di sicuro in carrera. Va bene, intanto cominciamo per pure usabba, però usabba non sempre sighetta, da borta si impasto basta sa zappa, capito? Però la lasciamo, o vediamo aumentare. Va bene. Va bene, cominciamo in... Una cosa interessante è che io vi cucinando con tu in questa puntata del Subino, capo di noi è una cosa identitaria pure un po' mammoiata, perché ho compreso che ogni famiglia per sua manco tiene pago una bincicetta piccola in domo da tenere. Con Subino si può cucinare pezza, io vi ponai con i sfrisciureddas, però può vincere dolci. Questo non è proprio bene, vi sta una questo è sappa, quindi questo è proprio produrre. Poi vabbè, poi vedo, in ristorante lo usano in il piatto, capito? Tipo magari acabano a guarnire i duri o sagai, capito? Poniamo la sappa. Sa simbola vini, nareuso che ha snau arina antica, sa mammoiadina. Questa sai in simbola torna a macinare, capito? Questo vabbè, impastiamo, vinza a tenere la consistenza su, allora i volimos, capito? Bene in me, già un litro di zava, sì, che la vuole belle tutto un litro, giusto? Che naramo cada la consistenza su, allora i volevamo. E quindi possiamo aggiungere saranzo e poi se due stue una cullera di mele poniamo. Prena. Sì. E poi dopo dobbiamo sponnere la nuca e la passa. Va bene. Però quando incominciato a questa questione di zava, mi interesserà un po' a comprendere come si arriva da Nareuso a SAIC del suo musto, come ti... Allora, tu quando veniamo, che tira su musto e via, vedete appena andiamo che cremoli a saina, si pone la isina e si bude. Poi questo un traballo e vuole mancare una paia di giorni, comunque si deve affinare, quindi si che tutta e sa di dopo si torna da allungare, quindi non mantiene questa consistenza lui. E poi dopo una a borda si pone, quando è più buona si pone da modo in una babudia per alzare, per poter creare delle ampulle, capito? Nareuso uno dolci, non si fa tutto sanno questo, quando si fa? No, questo nudo è proprio in occasione di Sant'Antonio, in ammustionato poi esa puntata, e su da che 7 di gennaio Sant'Antonio Abbatte, questa religiosa e cosa, questa è la prima sera da spiegare su da che 7 data vissa, questa è la prima sera del Mamuzzone in Bidda, quindi prima di uscire da Mamuzzone noi si non in due di solito. Ai nostri siti e poi comunque girano in cosa, però se stiamo 6 giorni di anno e uso. Non ci vuole e poi sti in tre a Sannucci, a Salvini. E eravamo e poi sta metà di noi macinare. Tanto Boris in pasto ci ha sghettato tutto Sannucci a Pobio, tutto sta papassa. Sì, che abbiamo sposto tutto, eravamo e abbiamo ottenuto la consistenza che volevamo, quindi lo possiamo ora su tazzeri, ci mettiamo sulla mano. Fai uso a cambio. E anche lo prepariamo poi per andare su, lo capito? Allora lo pago di gusto? Usa. Tu a Savini sei un cuciniere di festas, però andas da Sant'Impasto a
ai dolci si fa stotto. E dai, mi sono un po' appassionato e quindi non sono troppo appassionato di giudure, di la verità, adesso magari sto duro e mi aggrada pure. Però è una cosa, dove vai sicuro, può essere una cosa tradizionale. E poi è una cosa proprio di vita. Eh. E là magari uso che l'ho imparato di più. Questo non è che si vezza dai a discanso e non è stai facili. No, per nulla. Cominciamo all'esterno e a dare una orma, come te la ponavo prima. Quindi se non de stampo, si fa tutto a mano questo puro? Sì. O con areuso? Tutto a mano, va scomodo, quindi queste magari hanno una certa forma. Cose industriali e le dà e pro traballo, di pasticceria non uguali, si può andare cose, evidente sono i vole, no? I tradizionali sì, però possono essere diversi, non ti fai nulla, no? Sì. E vabbè, sono scomodo, pastatrice e cose cotiano, però la ricetta è sempre giusta. Come cada cosa. Parli un pane e zapa, non so fare su pane e zapa. Capitano. Ma è da andare a sinistra, però poi andrò a assaggiare su sapore è totalmente diverso, capito? Aspetta, che lo poniamo tutto. E fiesta narendi sta zapa si mamoia di tutto si impara a trascosa pure. Sì, a povito il ristorante lo abbina a i dur e osa. È una cosa in cose innovative sapore. Una cosa che vuole traballo, quindi non può pregiare pure, non là in tutto, poi per essere buona vuole su mustio vuole buono. Prima magari usavano pure in un po' di scarto, ora usa su mustio buono. Capite cosa buona. Ora si mette su un po' di sappa, a proposito di sappa, salmano, dai. Ma entro dei noi o in buoni in pizza? No, no, che mi lascia salmano su tutto. Ah, per la pelle? Poi uno sciroppo questo. Cominciamo a dare una orma. Ora si sa ben di te si sfagni mo. L'abbiamo dato una orma, una ramus. Pareri un rombo, pare. Tipo un rombo, e poi lo possiamo lasciare qui. E poi ad bene seau, li poniamo a lui. Ti da passo? Aspetta un attimo. Ma di poi si dona questa forma che bolisi o immamogliata a punti piedi? No, la tradizione è giusta. Lo è perfetto, questo è un attrezzo e lo è un ramo perfetto. Non fai di sbagliare. L'abbiamo usato a mano, quindi spieghiamo il passaggio in vita da ponere non volti. Lo è in tutte le famiglie, quindi come appunto a guarnizione lui. In pizzo su. Capito. E poi questo deve passare per una via. E poi crasa anda a seau e posto surro. Noi poi, grasi si crasa, una via deve passare. Noi la acabbiamo noi. E poi a subire dopo mentre eravamo su traballo su e atto da. Dove mi abituavo a andare in meta, stava passino, dopo questo apponavo rurale, invece sei proprio estono. Estono duro e poi andare a poi andare questo è particolare. A tu glielo via dopo a fittas. Poi insomma è bello lucido, lucidi in meta, poi questa zapa e la si guarni con questa zapa pure in pizzo. Sì, sopra abbiamo sposto la zappa e l'abbiamo lucidato gai. E poi questo in moi, quando lo segasa, toccherà due goi, toccherà... Poi andò crasa, andò lo seamo, se lo poniamo il surro a rettangolo, se poi di lo assoviere, andava di furro a fuoco basso, per un paio di ore. E poi dopo acabbiamo su duro e adesso ti spiego un po' come si ha, dai. Questo bore, tanto esti nareus su papassino. Questo è come da spiegare, deve passare per una via e poi la via dopo, come lo servidente, abbiamo lasciato questo a immosu, lo usiamo qui. Quando si pasia una diri e si può dire segare a ici, quello grosso pure.
Poi, isso viene goi a rombos, tanto come che l'abbiamo segato, di assumere come di più o meno, essi di a rombos tutto goi. Così. E andare goi, andate di surru, a fuoco basso, come ti ho spiegato prima, per una paia ora più o meno. Poi, uso si vede, si tira dai surru, a essere 2 ore, e andò da su lutto, se da su budio, isso è sotto. E poi, questo è un altro passaggio, come noi abbiamo a volere un po' di tempo, è all'imberdare. Questa è una padella di abba già budinde, alla brodo si tira da sale sannues e si pone da mod. Si tira da enetto a risundu del suo papassino e si torna a dritto a surru, inizia a lasciare. E poi è pronto. Poi, dopo questa è una lavorazione meda lunga e l'abbiamo già preparato per lo gustare. Imbidrare in sul senso che capicano qua questa bisura di simbir, di potere. Cioè, questa cosa e poi si torna da surru e si asciutta. Ma però noi l'abbiamo già preparato. Questo è finito, un areuso. E lo potete assaggiare. Va bene. Questo è energetico pure un areuso. Calorie ne tiene, dai. Un areuso che sa Sardegna manca sia un luogo viticoltani di questa areuso varietà di manna de gustos e de saporisi. E questo è stonico un areuso mamuiata è buono Sì, meda, sì. bravo. Grazie, Bravo meda, grazie. Bore. Quando si usa cabal, ma moiata, terrauso grazie a Bore e Mele. Grazie a voi. Mi ha fatto piacere a ti conoscere e mi ha fatto piacere pure a mostrare delle cose interessanti. Si torna a sapere in un'altra bida, un'altra ricetta, sempre antica. Non si dà per daisi.